Versiamo lo zucchero in una padella. Aggiungiamo l'acqua e portiamo a bollore a fuoco basso, continuando a mescolare. Piano piano l'acqua andrà ad evaporare e così lo zucchero caramellizza. Imburiamo ora gli stampi in acciaio. Aggiungiamo sul fondo 3-4 mm di caramello. In una bastardella aggiungiamo lo zucchero e le uova. Montiamo poi le uova con lo zucchero utilizzando una frusta. Versiamo il latte in una pentola alta. Aggiungiamo le bucce di limone e arancio. Aggiungiamo la vaniglia tagliata a metà e portiamo a bollore. Filtriamo quindi il latte nella pastella di uova e con una frusta amalgamiamo vigorosamente uova e latte. Poniamo gli stampi in una teglia con della carta forno e riempiamo gli stampi con il composto. Aggiungiamo 2 cm d'acqua nella teglia, così i creme caramel non brucieranno sul fondo. Cuociamo in forno a 180 gradi centigradi per 15 minuti. Quando saranno ben dorati in superficie, togliamoli e lasciamoli raffreddare. Serviamo su di un piatto da portata.